insomma, noi possiamo in qualche modo portare avanti una politica attrattiva verso nuove iniziative produttive. Non possiamo pensare di cancellare queste realtà che rappresentano comunque un valore prezioso per questo territorio. È vero, noi ci troviamo una provincia ridimensionata dal punto di vista politico, è una provincia che ha necessità di, come si dice, di dotarsi di una propria anima, come si dice, anche produttiva. È una provincia che ha bisogno comunque di rilanciarsi dal punto di vista economico e anche dal punto di vista culturale. E credo che questa sfida, che ricordava anche il Presidente De Riu, deve essere affrontata mettendo in campo anche tutta la nostra fantasia, però partendo dal fatto che oggi è una provincia che è fortemente ridimensionata, che rischia di essere marginalizzata dal contesto regionale. Ed è qui che la politica regionale assume un ruolo preciso. È una sfida che la regione sta portando avanti nella programmazione italiana, è una sfida che rappresenta il banco di prova per tutto il centro-sinistra. A disposizione vi sono 700 milioni di euro. Questa nuova fase di programmazione deve permettere di irrobustire il settore produttivo e infrastrutturale della nostra isola, partendo dalle potenzialità che noi abbiamo, partendo dai settori che noi abbiamo, dalle, come si dice, dalle esperienze che noi abbiamo maturato anche dal punto di vista produttivo in tutti questi anni, cercando di valorizzare tutto il nostro patrimonio ambientale, culturale, produttivo e cercando appunto di aprire una nuova pagina di sviluppo per la nostra isola, in modo particolare per le aree emergenti. È una sfida che naturalmente sta coinvolgendo comuni, operatori locali, mondo dell'impresa, eccetera. Tenendo conto che stiamo arrivando quasi alla fine anche della parabola dell'utilizzo dei fondi comunitari. Noi non abbiamo potuto purtroppo utilizzare all'interno dei PIC una parte di queste risorse perché manca precedentemente tutta la sostegno verso le imprese private. Voglio ricordare per esempio che per quanto riguarda il margine planaggio era stato approvato un PIT di 120 miliardi di vecchie lire. Quel PIT era composto per gran parte da iniziative, da finanziarie perlomeno per gran parte iniziative private. Di quei soldi non si è riusciti a spendere una lira perché non vi era la legislazione regionale che permetteva l'utilizzo di quei fondi verso il settore privato. Questo limite è stato corretto. Oggi con la nuova programmazione si possono finanziare le imprese private e questo rappresenta, io credo, la vera sfida per tutto il centro-sinistra. E possiamo riparlare di industria, possiamo riparlare di industria appunto da questa nuova fase di programmazione che noi stiamo in Sardegna. Naturalmente una fase di programmazione che va accompagnata da tutto un lavoro di promozione all'interno delle aree industriali che deve rafforzare, che deve creare un concerto produttivo in grado effettivamente di rispondere alle nuove esigenze che queste aree hanno. Io credo che esista comunque un problema che riguarda le zone interne. Per me le zone interne sono quelle aree marginali dove si concentra gran parte, insomma, del malessere, se possiamo chiamarlo così, della nostra isola. Sono quelle aree che hanno permesso alla Sardegna di rimanere per tanti anni nell'obiettivo 1. Non riguarda soltanto il Nuorese, ma riguarda un'area, come stavo dicendo prima, vasta, riguarda anche Sardaco, Gervegli, eccetera. Ma per queste aree io credo che debba esistere, che debba essere comunque definita una chiara politica a livello regionale. Si tratta appunto di aprire un ragionamento a tutto campo che permetta di, come si dice, di avere una chiara strategia di intervento verso queste aree. In questo modo noi possiamo rispondere alla domanda che veniva fatta se c'è ancora spazio per l'industria nella Sardegna centrale. Io credo di sì. Naturalmente
un'industria nuova, un'industria che si proietti in maniera come si dice, innovativa all'interno dei mercati, una industria legata alla ricerca, legata a un processo di innovazione che sia in grado appunto di far fare il salto di qualità all'attuale apparato produttivo che attualmente insomma è presente nel nostro territorio.